Batman napoletano. Napoletano. Batman napoletano. No, ma state parlando, no, quando ma è stato buono, cacà. Quando, allora, sfogo assurdo, allora, tanto vi saluto, ben ritrovati ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, cominciamo a presto, così facciamo a presto, perché questo video non doveva uscire, lo sto facendo su per giù. Poi dovrà durare tipo massimo 2 minuti e 30, 3 minuti, massimo. Vabbè, non parliamoci in chiacchiere, allora ma come è possibile che la di squadre riescano a chiudere una trattativa? Ma com'è possibile? Mi chiedo io solamente, ma com'è possibile che le altre squadre riescono a chiudere in 10 minuti una trattativa? Per esempio, no? Poi dici. No, questo non è un problema solo del Napoli, cosa, ma anche del Milan, Inter, squadre che stavano sul giocatore. Oggi pomeriggio voi vedrete il video domani alle 10 luglio, io lo sto registrando 9 luglio alle 23:47, vabbè, non perdiamoci in chiacchiere. Allora, oggi pomeriggio la Fiorentina si decide a puntare un centrocampista, a cercare un centrocampista e vuole decidere di prendere Marcus Fatta. Marcus Fatta, giocatore che da 2 o 3 mesi, anzi no, da gennaio ci stava in Napoli. La stessa cosa ci stava all'Inter. La stessa cosa, anzi no, il Milan si era messo da un mese, da più o meno metà giugno. Ci stava pure il Milan da metà giugno. Cioè, e poi viene la Fiorentina. Oggi pomeriggio, bel cacchio. E si piglia Marco Suat. Ma stiamo pazzando, sì o no? Cioè io dico, ma come fai, no, a non chiudere una trattativa in poco tempo? Io non dico come fa a Milan, a Fiorentina, Real Madrid, cose. Ma Napoli, come fai a non chiudere una cavolo di trattativa che ne so, in 2 o 3 giorni? Oppure come fai a non chiudere una trattativa in uscita e non in entrata in pochi giorni? Cioè io ti dico, vendi un attimo i giocatori e poi vendili. Ok, e poi acquista i giocatori visto che parlate di crisi e cose, crisi finanziaria. Vabbè, è tardi, voglio andare a dormire, mi manca ancora una registrazione, quindi vado a dormire, ok? Vado a dormire, io non vi lascio stare, era solo uno sfogo di pochi minuti. Ciao,